possiamo iniziare dopo un incidente tecnico e pochi tecnici per impararlo. Intanto è un piacere vedere che questa sala è piena. Per noi è un orgoglio vedere tante persone interessate al nostro convegno. È un convegno che è stato preparato da un anno circa. Non pensavamo sicuramente che poi avrebbe portato a questo, perché intanto era una curiosità nostra e da questa curiosità poi sono nate delle collaborazioni. Intanto vi presento gli ospiti di questa sera: il sindaco Pier Andrea Dias, Michele Panuccia, che purtroppo non può stare con noi perché ha degli altri impegni, ma comunque ringraziamo perché ci ha sempre, assieme al sindaco e all'amministrazione, supportato e a volte anche sopportato. Il dottor Antonio Scasserra, direttore scientifico del MUSEC, che è il nostro ospite, e quest'anno con la nostra rassegna abbiamo varcato il mare e siamo arrivati fino al Molise. E a questo proposito voglio dirvi che noi li abbiamo conosciuti in questi 2 giorni e possiamo dire veramente che sono delle persone splendide e che siamo veramente felici di averli potuti ospitare. E il suo intervento è intitolato "Ti racconto il costume del Molise". Ignazio Sanna, nostro amico da tempo, che interverrà con sardo, ricercatore, che interverrà con le indiane, le origini e il loro commercio in Sardegna. Ho problemi col freno. Ovviamente Cristian Floris, vicepresidente dell'associazione Gruppo Folk Sant'Elia di Nucis. Voglio dirvi che comunque per me è un orgoglio. Io sono nel gruppo, diciamo che il nostro gruppo è nato nel 2002, è nato in seno all'associazione LAN e io in quel tempo ero la segretaria dell'associazione e chiesi allora ai membri del direttivo se potessi cominciare a cercare delle persone che poi avrebbero formato il direttivo di quello che oggi è il nostro gruppo folk. Con orgoglio davvero che dico che finalmente siamo riusciti durante tutti questi anni a creare occasioni di incontro, prima di tutto, che è una cosa essenziale soprattutto nei nostri piccoli centri, ma cosa fondamentale è riuscire a riscoprire le nostre origini, le nostre tradizioni, e per questo abbiamo lavorato tantissimo durante tutti questi anni. Allora io lascio la parola a Pier Andrea per i saluti istituzionali. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Vi ringraziamo anche per la pazienza che avete avuto, ma questa è la diretta, come direbbe qualcuno. Dunque, intanto vorrei iniziare con un doveroso ringraziamento al gruppo folk Sant'Elia di Nucis, a Claudia, a Cristian, ma non solo, a tutti quelli che, e sono tanti, che hanno tanto lavorato in questi mesi per organizzare questa giornata. E puntualmente lo fanno tutti gli anni, da 15 anni. Quindi, insomma, davvero un grazie a loro perché danno un grosso contributo culturale, io dico culturale, non solo di folklore o tradizione, alla nostra comunità. Ringrazio gli ospiti molisani, graditissimi ospiti molisani, rappresentati qui nella nostra casa,
dal dottor Scasserra, che come diceva Claudia è il presidente del Museo del Costume di Isernia. Mi piace anche, siccome ho chiacchierato con loro, forse ieri con qualcuno di loro, e mi pare di aver capito una cosa che a me piace molto, cioè che in buona sostanza il loro museo non è un luogo dove conservare ricordi o custodire tradizioni, ma è qualcosa di dinamico, qualcosa che si muove e che cerca di interagire con le comunità e con le realtà locali, e a questo punto oserei dire non solo, perché insomma sono venute sino a casa nostra e questo ci fa piacere, di questo vi ringrazio ancora. Nel nostro piccolo credo che anche il nostro gruppo stia facendo un lavoro di questo tipo, perché non si limita, diciamo così, a indossare degli abiti, ma fa ricerca e comunque interagisce, e questa di oggi, questa manifestazione di oggi è la dimostrazione di questo. Quindi davvero grazie ancora anche a voi. E poi ringrazio naturalmente l'amico Ignazio Sanna, che io non conoscevo, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere oggi, so di cosa si occupa, e grazie, è un contributo anche il suo molto importante in questa direzione. Infine vi ringrazio tutti i partecipanti, l'ho già detto prima, per la partecipazione, e voglio particolarmente ringraziare i consiglieri comunali, davvero, che ci hanno dato una grossa mano, anche oggi sono qui presenti e rinunciando magari al sabato sera libero rispetto a tutti gli impegni che quotidianamente hanno, sono qui quasi tutti, insomma. E poi voglio ringraziare particolarmente zia Bonda, che è qui presente, che è una nostra carissima concittadina, e so che ha dato un contributo importante alla ricerca proprio sui costumi al gruppo Folk di Nucis. La ringrazio a nome di tutta l'amministrazione e di tutti i cittadini di Nucis. Grazie per me. Visto anche il tempo che abbiamo perso, non mi sembra il caso che io continui a farvene perdere altro, quindi passo la linea a chi di dovere. Grazie e buonasera. E come diceva Andrea, grazie davvero a Zia Bonda, perché la nostra prima visita a lei, a casa sua, risale al 2004, quando la nostra ricerca, diciamo, aveva cominciato i suoi primi passi, e siamo andati a chiedere a lei una mano d'aiuto relativa proprio ai tesori che c'erano a Nucis e che erano anche poco conosciuti. E andando un giorno, ci faceva vedere tutti i suoi abiti antichi e anche un po' dell'oro che lei indossava, che le era stato regalato dal marito, e tante belli aneddoti. Noi per questo la ringraziamo. Scusate, ma sono una... E vogliamo renderle un omaggio, che è veramente ben poca cosa rispetto a tutto quello che lei ha fatto nel corso degli anni. È un rosario antico che ci fa piacere che lei abbia.
dovuti a problemi tecnici, a problemi idraulici, di dare la parola a Davide